Signor Sindaco, prospettive per il futuro? Prospettive per il futuro io le vedo abbastanza rose, perché alla luce della prima manifestazione svoltasi l'anno scorso, alla luce di quei risultati discreti, perché è stata la prima volta, quest'anno abbiamo voluto ripetere come amministrazione questa promozione in collaborazione con la Prolocco e con alcune associazioni locali, in particolare il gruppo Folk e l'associazione dei Cavalieri. Abbiamo voluto riproporre questa manifestazione cambiando la location e sfruttando questa bellissima struttura che abbiamo a Puntanesani, dove praticamente ben si presta a questa manifestazione. Il fatto di questa presenza massiccia che vediamo stamane qui nella struttura significa che l'organizzazione e la promozione che l'organizzazione ha fatto di questa seconda manifestazione della Fiera del Tartufo ha dato buoni risultati. Mi auguro che i risultati vengano confermati, se non migliorati rispetto a quelli dell'anno scorso. Io ne sono convinto, non fosse altro perché, come diceva il Presidente della Prolocco poco fa, potrebbe essere una fonte economica per il futuro, sia per creare eventuali posti di lavoro, sia per valorizzare il territorio e il patrimonio ambientale, sia per salvaguardare questo patrimonio, questo bosco che abbiamo, per poter poi ripetere anche l'anno prossimo sicuramente questa manifestazione. Ci vediamo l'anno prossimo alla terza manifestazione della Fiera del Tartufo. Perfetto, grazie. Prego.